Quinta corsa, premio Via Ugo Bassi. È una reclamare per cavalli di 3 anni, scusate. Sono in 9 dopo il ritiro del numero 6, 1 Artes, Alessio Vannucci, 2 Elison OP, Sandro Capenti, 3 Anni Pan, Francesco Virzì, 4 Admiral Man, Alessandro Fonte, 5 Archimede Griff, Antonio Greppi. In seconda fila 7 Acquatinta Font, Antonio Di Nardo, 8 Anouk Grad, Roberto Vecchione, 9 Asia LL, Andrea Vitagliano, 10 Amos Rab, Marco Stefani. Tanto ha smesso di piovere. Stacco della macchina. Veloci soprattutto Admiral Man e Archimede Griff. Scende la corda Admiral Man, Archimede all'attacco al suo esterno, ma alla fine rientra l'allievo di Alessandro Fonte. Ora c'è l'errore del Sauro Artez sulla curva al posto numero per accodarsi. 1 Artez squalificato. Antonio Greppi si accoda dopo 200 metri violenti in 14,5. Archimede Griff si sistema secondo davanti a Danny Pan. Poi vediamo il 2 di Ellison OP. Intanto i 400 vanno via in 30 tondo tondo. Ora cerca di rallentare il ritmo Alessandro Fonte in sulchi al figlio di Gorfont. Si è formata una fila indiana, in quinta posizione Asia LL a precedere Acquatinta Font, ma nessuno fa la prima mossa. E arriviamo ai 600 metri in 47 scarsi, addirittura quasi 17 per la curva. Ora è Acquatinta Font a muovere le acque, sposta all'esterno trascinandosi Anouk Grad. Intanto è sempre in vantaggio Admiral Man. Si gira Alessandro Fonte, vede arrivare Acquatinta Font. Giro in 1-2-9-16 qui davanti alle tribune, ora deve riaccelerare. Admiral Man sempre seguito alla corda da Archimede Griff e Anni Pan, mentre all'esterno Acquatinta Font che viene via cattiva. Frazione importante sulla curva 15,7, ma soprattutto la seconda parte è molto svelta, il chilometro va via in 1,18,6. Il duello è tra Admiral Man e Acquatinta Font che prendono mezza lunghezza di vantaggio su Archimede Griff. Retta di là ancora in 14,3, fa sul serio Acquatinta Font, mette mezzo cavallo davanti a Admiral Man che cerca di entrare con la curva, ma la femmina sembra numero preponderante. 10 Amos Si avvicina anche Rab Archimede Griff che lascia la corda di dentro a Nipan, poi anche Nugrad e Allison OP. Ultima curva passata in 15,1, retta d'arrivo in vantaggio Acquatinta Font su Admiral Man che deve difendersi per il secondo posto, ma Acquatinta Font viene a vincere nettamente, mentre per il secondo probabilmente Archimede Griff batte Admiral Man. 1,16,3 la media al chilometro per questa figlia di Philip Rock. Training di Andrea Bertolin ancora al doppio in giornata. I colori del signor Giuseppe Molè. La vittoria di Antonio Di Nardo, anche lui al doppio in giornata, con Acquatinta Font alla maniera forte viene a vincere la quota in chiusura addirittura per come ha vinto soprattutto di 8,30, mentre rivediamo Archimede Griff battere Admiral Man per il secondo posto.